Ben ritrovati gentili telespettatori ad una nuova puntata di Ore 13, puntata di quest'oggi dedicata alla salute. Parliamo infatti della celiachia, questa malattia di origine in buona parte genetica che interessa circa l'1% della popolazione. E oggi dunque cercheremo di capire insieme verità e falsi miti di questa patologia, ma parleremo anche poi nella seconda parte della trasmissione di oggi delle patologie che possono riguardare il pancreas, un organo davvero molto importante per il nostro corpo. Lo faremo in compagnia del mio ospite che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio il dottor Stefano Benvenuti, primario dell'unità operativa complessa gastroenterologia all'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno. Grazie per l'invito, buongiorno ai telespettatori. Allora ricordiamo appunto ai nostri telespettatori che siamo in diretta, quindi aspettiamo le vostre telefonate su questi due argomenti di cui tratteremo oggi: malattia celiaca e patologie del pancreas. 0422 1626 798 per intervenire in diretta e fare una domanda al dottor Benvenuti. Allora, cominciamo proprio dalla celiachia. Che cos'è? Perché se ne sente parlare molto, ma cerchiamo di spiegare bene a chi ci guarda da casa che cosa si intende per malattia celiaca. Allora, innanzitutto volevo rendere noto che il motivo di questa intervista nasce anche dal fatto che abbiamo attivato molto recentemente due ambulatori, uno appunto sulla malattia celiaca e una sulle malattie del pancreas, in maniera che i telespettatori sappiano che con il loro medico di medicina generale, uno specialista, possono accedere non solo a una visita gastroenterologica, ma a una visita in un ambulatorio dedicato. La malattia celiaca è una forma di malattia autoimmunitaria che ha come bersaglio un intestino, in particolare l'intestino tenue, che avviene per motivi genetici, che però è scatenata dall'assunzione di alcune proteine che sono contenute nei cereali, che si chiamano glutine. Queste proteine, in particolare una componente di questa proteina che si chiama glutine, la gliadina, porta a delle alterazioni della permeabilità intestinale che facilita i processi immunologici e infiammatori. A conseguenza di questa malattia si determina quindi un'infiammazione del nostro intestino, il piccolo intestino, con sviluppo anche di atrofia e quindi di malassorbimento, cioè i componenti che noi assumiamo con l'alimentazione in parte notevole o solo in maniera settoriale non vengono assorbiti, quindi ne avremo da una parte una sindrome globale di malassorbimento con nel bambino specialmente diarrea, ritardo della crescita, che sono piuttosto note ed evidenti, ma tante volte anche nell'adulto ci sono dei disturbi minori, poco noti e spesso non percepiti, e magari il paziente ne viene a conoscenza in occasione di qualche accertamento rutinario che fa con il proprio medico, dove compaiono per esempio dell'anemia, oppure compare un deficit di vitamina D, quindi un'osteoporosi, o altri deficit di solito vitaminici. Quindi in questo caso si arriva alla diagnosi attraverso un percorso più complesso e anche a un ritardo rispetto a un esordio di sintomi classico che avviene nell'infanzia. Dottore, è corretto o è sbagliato chiamarla intolleranza al glutine? Perché insomma io posso essere intollerante al latte, quindi avere qualche disturbo quando assumo latte e latticini, ma è la stessa cosa per il glutine? In medicina vi è una forte, questa è una malattia autoimmunitaria, per intenderci assomiglia tipo all'artrite reumatoide, a quel genere di disturbo. È una malattia dove noi per motivi genetici abbiamo delle alterazioni genetiche che si ripercuotono in una reazione eccessiva ed esuberante contro i nostri stessi tessuti, producendo tra l'altro quegli anticorpi che di solito noi dosiamo quando vogliamo capire se il paziente è celiaco o meno, e quindi è una reazione immunitaria su base genetica scatenata appunto dalle glutine. Le intolleranze sono cose diverse, le intolleranze sono legate al fatto, prevalentemente per quanto riguarda i disturbi gastrointestinali, a un certo deficit enzimatico che quasi mai è assoluto, quindi ci vuole un carico, anche citava l'intolleranza al latte in particolare,
l'intolleranza più frequente, che è quello a uno zucchero del latte che si chiama lattosio. Noi abbiamo un enzima per digerire il latte, tanto o poco. Se ne abbiamo poco, dopo un po' non assorbiamo il lattosio e questo funziona sostanzialmente come un lassativo, quindi si ha crampi, dolore e diarrea. Quindi, ma non, diciamo, se lo prendiamo piccole quantità di lattosio non ce ne accorgiamo se siamo intolleranti, ma solo a dosi superiori. Quindi una volta interrotto l'assunzione del latte o se lo si prende a piccole dosi, diciamo, il disturbo tendenzialmente scompare e la malattia e l'intestino è sano sostanzialmente. Malattia celiaca che interessa circa l'1% della popolazione. Quanto è diffusa, ad esempio, nel territorio di competenza dell'ULSS 2 Marca Trevigiana e rapportiamolo anche con il territorio nazionale? Allora, i dati sono omogenei sul territorio nazionale, bisogna cercarli naturalmente. Circa 8-9 mila pazienti in provincia di Treviso hanno questa malattia. Però meno del 20%, dal 15 al 20% lo sa di avere. Perché? Perché soprattutto quelli che hanno i sintomi maggiori, quelli che hanno la diarrea, quelli che calano di peso, e mi riferisco in particolare alla popolazione pediatrica, mentre molto spesso pazienti che hanno un'osteoporosi o che hanno le carenze vitaminiche o di ferro che portano all'anemia spesso non vengono indagati in questa direzione ed è bene che lo facessero perché trovano una soluzione a problemi che molto spesso, diciamo, la semplice supplementazione e di vitamina e di ferro non trova una risposta adeguata perché se rimane l'atrofia intestinale questi prodotti non vengono riassorbiti. Senta, è vero che la maggior parte di questo 1% di popolazione nazionale colpita, insomma, che affetta da celiachia, sono donne oppure è un falso mito anche questo? Un po' tutte le malattie autoimmunitarie c'è una prevalenza del sesso femminile, in realtà è una malattia diffusa ampiamente anche tra gli uomini. È vero che è in crescita? Guardi, sul fatto che diciamo, sia stato trovato un aumento, una diagnosi più frequente delle celiachie, se questa sia semplicemente dovuto al fatto che oggi le cerchiamo di più oppure che ci sia un tendenziale aumento, ci sono anche diciamo, delle voci autorevoli che sostengono questa seconda ipotesi. Qual è la base di questa ipotesi? Uno, che forse diciamo, il consumo di cereali è aumentato, un po' anche perché si tende a consigliare delle diete particolarmente diciamo, favorevoli, come la dieta mediterranea per esempio. E l'altro che ci sia una diversità tra i cereali, in particolare quelli che contengono glutine, mi riferisco specialmente al frumento, che portano, che diciamo, sono state in qualche modo manipolate nel corso degli ultimi decenni, soprattutto col fine di un aumento della produzione per andare incontro ai bisogni della popolazione, quindi delle modificazioni forse legate a manipolazioni genetiche o altro. Questa è una teoria che assieme a una ricerca diciamo, un po' più intensiva sulla popolazione ha portato a questa diciamo, in qualche modo epidemia di celiachia, di malattia celiaca. Senta, proprio per far fronte insomma, a quei pazienti del territorio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana è stato attivato un nuovo ambulatorio proprio all'interno dell'unità operativa complessa di cui lei è primario, insomma, un ambulatorio dedicato alla celiachia. Chi può accedere a questo ambulatorio? Spieghiamo bene, dottore. Allora, l'accesso a questo ambulatorio naturalmente è libero a tutti i pazienti, è un accesso che da una parte risponde anche a una necessità di certificazione della malattia che porta a dei vantaggi di esenzione nell'eseguire alcune prestazioni diagnostiche che sono diciamo, spesso necessarie in questa malattia, ma anche diciamo, per accedere anche a componenti diciamo, alternativi al pane e alla pasta prevalentemente che vengono quindi pagati a tariffa ridotta. Ma in realtà noi vogliamo intercettare e soprattutto sensibilizzare la popolazione e il medico di medicina generale di non banalizzare la malattia, perché dopo quando andremo avanti nella discussione vedremo quali sono altre problematiche che questa patologia crea, di sensibilizzare che non è solo una malattia
semplice, che basta mettere a dieta e che tutto va in automatico. Sì, è vero tante volte, ma diciamo, per esempio, fare una dieta adeguata, quali sono i tipi di prodotti a cui uno deve stare attento, fare una chiacchierata con il nutrizionista che gli dà dei suggerimenti, e quindi vorremmo che l'ambulatorio fosse dedicato a questi pazienti, che però vengono più o meno con il medico di medicina generale, prevalentemente con una diagnosi fatta. Non è che facciamo un disturbo dei disturbi generali gastrointestinali. Il malato è un malato ormai che ha un suo profilo già definito. Ecco. Quindi insomma in questo senso è fondamentale la sinergia e la collaborazione con i medici, Certo, i medici di medicina sempre, generale. quella sempre necessaria. Certo. Allora noi ci fermiamo per una prima breve pausa di pubblicità, torniamo a parlarne tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, puntata dedicata alla malattia celiaca. Allora, dottor Benvenuti, con quali sintomi si manifesta la celiachia? Abbiamo detto i sintomi classici sono il dolore addominale, la diarrea e nel bambino il ritardo nella crescita. Alle volte diciamo sono disturbi generali di questo tipo, ma molto più attenuati nell'adulto, che richiamano una malattia molto nota che è la sindrome dell'intestino irritabile. Quindi diciamo questi sono i sintomi gastrointestinali, ma ho prima accennato, e lo ripeto perché è importante, che molto spesso si associa a delle carenze di alcuni componenti dell'alimentazione come il ferro, quindi l'anemia, la vitamina B12, che anch'essa può dare anemia di un altro tipo, o addirittura neuropatie. Ma alle volte abbiamo anche persone che cercano una gravidanza e non la ottengono, oppure che restano gravide ma perdono il figlio, e questo è ripetuto perché si è visto che c'è una difficoltà nella fertilità. E poi ci sono associazioni, siccome è una malattia autoimmunitaria, questa malattia va pensata in alcuni pazienti che hanno alcune malattie autoimmunitarie, esempi il diabete giovanile, malattie alla tiroide, e quindi diciamo in questo caso è bene che anche una malattia della pelle che si chiama dermatite di Düring, che è una malattia bollosa, diciamo, sono malattie che frequentissimamente si associano alla celiachia, proprio perché c'è questo sfondo autoimmunitario che colpisce in vari settori dell'organismo, e quindi è utile ricercarla in questi casi. Senta, dove si trova il glutine? In quali prodotti? Quali sono i prodotti a cui dobbiamo stare attenti? Allora, ci sono 5 tipi di cereali che una volta ne parlavamo sempre di 3, adesso poi come il mondo si arricchisce e troviamo anche il kamut e il farro. Classicamente ovviamente il grano, che era diciamo quello principale, e l'orzo e la segala. Ma naturalmente poi il mondo, appunto abbiamo detto, uno va in pizzeria, c'è la pizza al farro e allora uno pensa il farro no e il kamut no, addirittura sono state fatte le indagini sui medici, la maggior parte dei medici non è certo se anche farro e kamut contengono le glutine, questo per dire come il mondo si è complicato. Un discorso particolare vale per l'avena. L'avena può non avere il glutine, ma molto spesso viene coltivato nei campi dove c'è il frumento, quindi c'è una contaminazione, o viene caricata sugli stessi camion. Quindi diciamo, quando diciamo, si prendono questi prodotti, che sono appunto il grano, l'orzo, la segala, il kamut e il farro, e vanno sempre diciamo, presi senza glutine ovviamente, perché questi la contengono di default. Sull'avena oggi si deve guardare nelle composizioni se c'è scritto che è gluten free, cioè senza glutine, perché non basta solo che non la contenga, ma molto spesso i meccanismi si confondono nel momento in cui si prepara il prodotto. Insomma, oggi il mercato si è ampliato notevolmente, all'interno dei supermercati troviamo sempre un angolo più o meno grande dedicato, certo, insomma, ai prodotti senza glutine, proprio no, perché nella popolazione, certo, è una patologia piuttosto frequente, come abbiamo raccontato. Esiste una familiarità tra le cause? Sì, abbiamo visto che alla base della malattia c'è una predisposizione genetica, quindi nei nuclei familiari vi è un aumento che può essere di 3-5 volte, ma naturalmente dipende anche se tutti e due i genitori sono affetti o uno solo, perché
diciamo, per avere la malattia dobbiamo avere i due geni della malattia, certo, uno paterno e uno materno, no? Quindi, diciamo, per cui in linea di massima questa componente tu puoi riceverla da un genitore che non è detto che sia malato perché ha un gene normale e uno malato, mentre nell'altro c'è il gene normale e uno malato, quindi quando c'è l'incrocio dei due geni, uno del padre e uno della madre, si ha poi la manifestazione di malattia. Ma ancora avere entrambi i geni della celiachia non vuol dire in automatico avere la celiachia, solo il 30%, perché in realtà la malattia poi ha un suo percorso, cioè io ho la genetica, ho anche l'anticorpo, ma per avere la malattia devo avere un danno d'organo. Non sempre avere la genetica e avere gli anticorpi vuol dire avere il danno d'organo. Cioè ci sono dei pazienti che potenzialmente potrebbero sviluppare la celiachia, ma di fatto, pur avendo la genetica e gli anticorpi, non hanno la malattia. Senta, è vero poi tra l'altro che può insorgere in età adulta, cioè viene diagnosticata anche un po' insomma in là con l'età? Certo, certo. Sempre più frequentemente ci troviamo di fronte non a bambini o a ragazzi, ma ci troviamo davanti a adulti maturi o anche anziani. Quindi questo, diciamo, non è un criterio di esclusione l'età. Ed è vero quindi che sono in aumento i casi diagnosticati sopra i 60 anni d'età? Certo, perché diciamo, le conoscenze hanno portato in là e quindi sappiamo che anche questa parte della popolazione può avere questi disturbi. Quindi questi sono pazienti che hanno convissuto per una vita praticamente con il problema della celiachia? Dire a una donna di 50 anni all'osteoporosi è molto frequente, perché sappiamo che con la menopausa questa patologia è notoriamente aumentata, però una parte di queste possono avere un fattore concomitante che l'aggrava e che la rende meno rispondente alle terapie. Ecco, quindi... Certo, senta, poi la celiachia si può confondere con altri tipi di patologie, cioè i sintomi con i quali si manifesta possono magari far pensare ad un altro tipo di disturbo? La malattia celiaca, specialmente nei disturbi gastrointestinali, come le ho detto, sembra confondersi con una forma molto frequente che è l'intestino irritabile, la sindrome dell'intestino irritabile. E quindi è abituale, lo specialista abitualmente quando ha disturbi gastrointestinali, quindi crampi, dolori, diarrea, fa sempre un test sulla celiachia, perché la sintomatologia, specialmente nell'adulto, è molto sfumata, quello gastrointestinale. Quindi questa è una delle cose che ci porta alla ricerca del test, che, come ribadisco, non è sufficiente, ma deve essere accertata il danno con le biopsie a livello dell'intestino tenue. E allora come avviene la diagnosi? Raccontiamolo bene, perché insomma qual è il percorso per arrivare a una diagnosi di celiachia? Ecco, questa è una domanda molto appropriata perché diciamo, ci troviamo molto spesso diagnosi formulate in maniera inappropriata. Noi abbiamo la malattia genetica, produciamo degli anticorpi contro alcune componenti cellulari prodotti all'intestino, andiamo a dosarli nel sangue, diciamo ce li hai alti e ovviamente la diagnosi è a portata di mano, però per avere la diagnosi completa ci vuole la malattia d'organo, noi non possiamo fare diagnosi di celiachia se le biopsie poi successive non dimostrano la malattia. In questo caso parliamo di malattia celiaca potenziale e a tutt'oggi non sappiamo se questi pazienti debbano o meno essere messi a dieta. Quando invece viceversa troviamo l'infiammazione o l'atrofia dei villi intestinali, che sono diciamo, l'espressione più classica della malattia, ai prelievi bioptici che facciamo con la gastroscopia, per intenderci, a quel punto la diagnosi è completa nell'adulto. Nel bambino invece si riserva le biopsie solo nei casi dubbi, se ci sono i sintomi tipici associati a titoli molto elevati, si è visto che la biopsia non è necessaria, in quanto già la malattia c'è praticamente sempre. Quindi per il bambino bastano sintomi e titoli molto alti degli anticorpi per la celiachia, mentre per l'adulto è obbligatoria la biopsia, insomma, anche perché mettiamo a dieta tutta la vita un paziente. Certo, però il 70% dei celiaci non ha ancora una diagnosi ufficiale.
Perché secondo l'80%, quindi una percentuale notevole? Perché decorre in tanti modi in forma asintomatica. Quindi diciamo non sempre la malattia ha tutte le componenti, quella genetica, la produzione di anticorpi, il danno mucoso dell'intestino, ma essendo un danno lieve, leggero, sostanzialmente decorre in maniera asintomatica o con qualche piccola magari carenza, il ferro un po' basso, la vitamina B12 e quindi in questo caso è il motivo per cui in tante persone diciamo, la diagnosi non viene formulata. Chi ci sta guardando da casa e magari dice dopo che ho mangiato la pizza o la pasta mi sento gonfia, che cosa possiamo consigliare? Sarebbe bene secondo lei approfondire oppure allora, è abbastanza insomma anche normale? Questo diciamo, è un disturbo estremamente frequente, vorrei che fosse fatta chiarezza. Il carico eccessivo non solo di glutine ma soprattutto di alcuni zuccheri a bassa catena contenuti nei cereali, diciamo in qualche modo, come per il latte, non sempre è tollerato ad alti dosaggi, per cui questi zuccheri non vengono digeriti completamente, quindi vengono metabolizzati dai batteri intestinali che noi abbiamo nell'intestino, i quali producono anidride carbonica per il metabolismo di questi zuccheri e quindi danno distensione e gonfiore, quindi sono disturbi molto abituali. È chiaro che se questi disturbi assumono una connotazione di intensità e di frequenza è anche bene provare a fare un accertamento, però vorrei far capire che non vi è una relazione immediata, io sto bene, vado a mangiare la pizza, sto male, poi sto di nuovo bene. Ecco, questa non è la celiachia tendenzialmente, queste sono delle intolleranze che sono piuttosto frequenti e che non sono legate al glutine. Che non sono legate al glutine, ma molto spesso piuttosto a degli zuccheri presenti nei cereali, che diciamo, come per il latte, fino a un po' li riesco a assorbire, il resto restano nell'intestino e i batteri, che ce ne sono a centinaia di miliardi, lo utilizzano come nutrimenti e nella decomposizione di questi zuccheri si sviluppa anidride carbonica. Senta dottore, la celiachia può attenuarsi con il tempo, addirittura scomparire da sola o chi scopre di avere questa malattia ci convive? La malattia è una malattia che si mantiene, specialmente con l'assunzione delle glutine. Chi l'ha scoperta perché aveva dei disturbi o delle carenze è bene che non si illuda che può in qualche modo scomparire spontaneamente. Molto spesso può decorrere qualche volta sintomaticamente, ma alle volte la malattia si può complicare ed è bene non dargli una mano. Senta, si possono incorrere in delle complicanze, cioè non ho la diagnosi di celiachia, però ho i sintomi, posso avere delle complicazioni in futuro? Allora, innanzitutto vorrei fare un discorso generale. C'è una lieve diminuzione della sopravvivenza nella malattia celiaca non trattata. Quindi suggerisco di essere molto cauti, perché non sentire il disturbo non vuol dire che la malattia abbia un suo percorso. È poco, l'1-2% dei pazienti può sviluppare anche un linfoma intestinale, cioè un tumore, una forma di tumore, che di per sé è estremamente raro nel paziente che segue una dieta, ma che diventa molto più frequente in chi non la segue. Quindi non fidatevi solo dei sintomi. La malattia è una malattia immunitaria, fortunatamente abbiamo un modo per controllarla benissimo. Non lasciamo che la malattia, nel disordine immunitario con cui la lasciamo progredire, a un certo punto qualche cellula impazzisce e poi ci fa degli scherzi. Quindi la celiachia va presa sul serio. Se presa sul serio, sostanzialmente uno è un individuo assolutamente normale, fa una vita normale, senza glutine naturalmente. Lasciata a se stesso ci lasciamo dietro dei rischi che è bene non correre. Certo. Noi ci fermiamo per un'altra breve pausa di pubblicità, subito dopo torneremo a parlare di celiachia e insomma cominceremo proprio anche a parlare di patologie del pancreas. C'è una telefonata da casa, vediamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, sono Roberto da Villorba. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Io ho un dubbio, visto
questa trasmissione che state facendo e niente, mia figlia spesso e volentieri lamenta mal di pancia. Vedo che parlate di celiachia. Mia figlia non è che abbia mai lamentato cose particolari, disturbi di stomaco, però ha spesso mal di pancia e allora noi siamo un po' preoccupati riguardo intolleranze e cose del genere, una cosa, anche una patologia del tipo di cui state parlando voi. Vorrei qualche informazione. I bambini che si lamentano spesso di mal di pancia, cosa possiamo fare noi genitori per cercare un po' di aiutarli, insomma, perché molte volte siamo un po' così bloccati di fronte a queste cose e non sappiamo come aiutarli. Grazie. Grazie Roberto. Cosa possiamo consigliare? Bene, grazie per la domanda, telespettatore. È una domanda molto interessante. Naturalmente vorrei rassicurare il telespettatore, la stragrande maggioranza dei bambini e specialmente delle bambine diciamo, con questi disturbi hanno disturbi funzionali, non sono diciamo, legati alla celiachia. Però diciamo, siccome all'esordio, specialmente nelle forme più sfumate, può in qualche modo dare disturbi analoghi, si tratta di esami non invasivi, un prelievo del sangue attraverso cui poi il familiare, il papà mi pare in questo caso, può rassicurarsi e quindi diciamo, capire che si tratta in qualche modo magari che spesso situazioni particolari, quando viene lasciata all'asilo piuttosto che alle scuole elementari, molto spesso i bambini lamentano dei disturbi che poi diciamo, si riveleranno diciamo, disturbi psicosomatici o poco di più. Però insomma magari sentire anche con il proprio pediatra se i disturbi ricorrono, se sono piuttosto frequenti, si tratta insomma del discorso che facevamo. Essere attenti ma non allarmarsi. Non allarmarsi perché la probabilità non è più del 2-3% con questi disturbi, però insomma la suggeriamo come un accertamento di routine che non costa né fisicamente né economicamente. E allora adesso sia il momento della pubblicità, ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta e ancora parliamo di malattia celiaca insieme al dottor Stefano Benvenuti, primario di gastroenterologia all'ospedale Cafoncello di Treviso, al quale chiedo allora come si cura la malattia celiaca, dottore. Diciamo ci troviamo in un esempio di malattia dove la cura è abbastanza semplice ma rigorosa, che è quella di seguire una dieta priva di glutine, cioè evitando quei cereali che contengono le glutine, quindi il frumento, l'orzo, la segale, il kamut e il farro, e cercando diciamo, o di attingere a questi prodotti una volta che siano stati diciamo, trattati e non contengano più le glutine. Oggi esistono diciamo, le possibilità anche di trovarli in forma agglutinata, quindi è bene che diciamo, chi vuole, perché è legato a comunque mangiare la pasta o il pane, fare diciamo, la spesa negli angoli dei negozi o dei supermercati che diciamo, vendono prodotti senza glutine, dove poi possiamo trovare i biscotti per la colazione. Certo, quindi eliminando appunto quei cibi che contengono il glutine. Quei cereali che contengono glutine. Ecco. Altra telefonata da casa, vediamo che cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Giulia, lei suo ospite. Buongiorno Giusy, buongiorno, dica. Allora dottore, tutti questi o pochi, ma sono tanti anche, celiaci, ma come mai, cosa hanno modificato nell'agricoltura? E sono tutte queste patologie. Una volta quando eravamo in pochi, meno, non occorreva fare tanta produzione e aumentando la produzione devono dare ma per forza dissecanti e diserbanti per fare un raccolto maggiore. Allora quello che noi adesso mangiamo non è più naturale. Ho sentito che in America mi sembra che al frumento per farlo ingiallire a maturare hanno dato il glifosato per farlo maturare. Dunque non siamo più gente con un po' di ordine, con un po' di buonsenso. Basta solo fare tanta produzione
e chi mangia, mangia. Quindi Giusy, E lei dice- dice che potrebbe dipendere, insomma lei provoca Certo, così, certo. dicendo insomma Certo, potrebbe perché dipendere un po' dagli alimenti, dai cibi, insomma Sì. più raffinati rispetto Sì. a una volta, ecco. E mi sembra che il dottor Zaia non vuole assolutamente che entri in Italia il glifosato, assolutamente. E io spero ma che faccia bene così. Grazie Questo voglio Giusy, dire. sentiamo Vi che cosa ringrazio. dice il dottore su questo argomento, insomma cibi più raffinati Grazie per la rispetto a una domanda. volta. Beh, innanzitutto separiamo le cose, diserbanti, veleni ovviamente fanno venire altre patologie e non la celiachia. Quello che forse diciamo, è cambiato è il fatto che i grani specialmente che sono stati modificati possono avere dei contenuti in glutine diversi. Questa è l'ipotesi principale sulla causa di scatenamento. E in generale vi è un consumo diciamo, senz'altro aumentato di componenti che lo contengono. Basti pensare che le generazioni che ci hanno preceduto quante volte andavano a mangiare la pizza, oggi una volta alla settimana ci vanno tutti, una volta ci andavano una volta all'anno quando era tanto. E forse anche c'era un diciamo, contenuto in assoluto perché era molto frequente avere componenti un po' più integrali, quindi farine più integrali e quindi a minor contenuto. Probabilmente tutte queste cose diciamo, hanno contribuito a aumentare la celiachia, accanto però al fatto che oggi abbiamo capito molto di più della malattia, la conosciamo nei dettagli, Certo. sappiamo anche quando andare a cercarla quando non hai sintomi tipici, quindi molto spesso si diceva a una donna ma sì hai avuto 2 gravidanze, sei anemica per quello, oppure l'osteoporosi è comune dopo una certa età e così via. Quindi abbiamo un po' imparato a leggere tra le righe, anche in disturbi minori, la possibilità di intravedere una patologia. Quindi un insieme tra aumento, sì, forse dovute ai cambiamenti dei cereali che utilizziamo, ma forse anche una diagnosi più diciamo, accurata che oggi facciamo. Certo. Ultima domanda e poi chiudiamo il capitolo celiachia e apriamo il capitolo patologie del pancreas. Esistono delle agevolazioni per coloro che insomma, hanno questa diagnosi? Esiste un'esenzione ticket che diciamo, normalmente viene richiesta dai pazienti ed è diciamo, anche compito di un ambulatorio come questo prendersi in carico, perché l'esenzione ticket è per esami e per prodotti alimentari senza glutine esiste ed è diciamo, non solo nella nostra regione ma un po' su tutto il territorio nazionale, è un'esenzione che è riconosciuta dallo Stato. Ecco, allora andiamo proprio a parlare delle patologie del pancreas. Quando si parla di pancreas purtroppo il pensiero insomma, va subito alla patologia più importante che è quella del tumore, però non è l'unica. Allora partiamo dall'inizio. Che cos'è il pancreas? Qual è la sua funzione, dottore? Allora, il pancreas è una ghiandola che è annessa all'apparato digerente. Produce delle secrezioni enzimatiche che servono per la digestione sostanzialmente degli alimenti. A parte questa funzione principale, quella di digerire e produrre degli enzimi digestivi, fra tutti quelle più notorie sono le amilasi e le lipasi, che vengono anche dosate nel sangue, e quindi per enzimi che digeriscono prevalentemente grassi, zuccheri e quant'altro, a parte anche una funzione endocrina. Quindi produce degli ormoni, in particolare l'insulina, che regola la glicemia nel sangue. Quindi diciamo è un organo prevalentemente e quindi secretorio, che noi tecnicamente chiamiamo esocrino, e da una parte ha una componente nella parte più distale del pancreas, quella che chiamiamo coda, dove ci sono delle isole che producono endocrine, che producono l'insulina. Quindi questa è la funzione generale del pancreas. Volevo premettere, visto che l'ha accennato, che naturalmente diamo un grande rilievo a quello che purtroppo è uno dei tumori più temibili, Certo. perché spesso diciamo, non hanno una prospettiva di guarigione nel 90% almeno e più dei casi. È che questo diciamo, non è che vogliamo sottovalutare questa diagnosi, ma per questo tipo di patologia c'è un suo percorso già attivo, che è quello oncologico, perché si tratta di pazienti che vengono avviati alle chemioterapie, agli interventi se fossero possibili.
Noi in realtà vogliamo prenderci in carico delle patologie infiammatorie, che sono diciamo, notevoli e che meritano una propria dignità e un proprio trattamento adeguato, cosa che non sempre avviene. E siamo anche interessati soprattutto invece ai tumori cistici benigni, perché qui dentro ci sono alcuni tumori benigni che possono cambiare e diventare non più benigni. Quindi vogliamo intercettare in tempo in questi tumori cistici quelli che possono diciamo, prendere un percorso sbagliato e quindi diventare quell'altra patologia di cui abbiamo parlato. Aspetti dottore, partiamo dall'inizio, perché abbiamo detto proprio in apertura di puntata che all'interno del reparto di gastroenterologia è stato creato un ambulatorio dedicato alla malattia celiaca. Non solo, anche un ambulatorio dedicato proprio alle patologie che possono riguardare il pancreas. Allora, quali sono queste patologie? Andiamo con ordine, Allora, ne parliamo. Innanzitutto l'ambulatorio è stato creato perché spesso è un organo che viene dimenticato. In realtà dà delle conseguenze che conosciamo piuttosto serie. Le patologie che seguiamo sono i pazienti che hanno delle pancreatiti ricorrenti o che hanno delle pancreatiti croniche. Questi pazienti in maniera ricorrente o più o meno costante hanno dolori addominali con aumento degli enzimi pancreatici e sono malattie che possono anche diciamo, degenerare. Queste malattie hanno tutta una loro forma di terapia medica ed endoscopica e qualche volta chirurgica e molto spesso pochi sono a conoscenza di questo, quindi vorremmo che i medici di medicina generale o gli specialisti, ovviamente non del settore del pancreas, indirizzino queste malattie infiammatorie acute e croniche in questo ambulatorio. E accanto, appunto avevo accennato prima, dobbiamo diciamo, sorvegliare dei tumori cistici benigni che sono presenti dopo i 65 anni nel ben 15% della popolazione, che dobbiamo imparare a riconoscere quali sono da dimenticare, perché sono delle semplici riscontri privi di rischi, mentre una buona fetta, quasi il 50%, devono eseguire del tempo perché possono avere un percorso evolutivo anche brutto. Allora, sentiamo la telefonata da casa e poi andiamo ad approfondire proprio questo. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Sì, sono Gianfranco, telefono da Rovereto e volevo chiedere una cosa molto semplice. Prego. In una parrocchia qui, durante la messa domenicale, distribuisce la comunione con particole proprio per i celiaci e si presentano sempre 2 o 3 persone solo. Chiedevo al professore, è necessario che la particola abbia un trattamento particolare, l'elemento di frumento particolare per evitare eventuali disturbi ai celiaci, perché la particola è minima, quindi volevo sapere perché è l'unica parrocchia che io nella mia vita, che è abbastanza avanzata, non ho mai sentito una cosa del genere, ma qui in una parrocchia a Rovereto distribuiscono la comunione, sono 3-4 persone, per i celiaci. Volevo sapere cosa suggerisse il dottore. Grazie Gianfranco. Innanzitutto allora, cosa possiamo dire? Un'osservazione acuta. Non l'avevo mai sentita, anche acutissima. devo dire. Penso che diciamo, la particola inevitabilmente, riferendosi al Vangelo, è pane, quindi diciamo, certamente è opportuno, naturalmente è anche bene che i pazienti o i credenti in questo caso, il paziente credente che accede alla comunione sappia in qualche modo informare il proprio parroco, il proprio che diciamo, è un prodotto che sebbene non cambierà la storia della malattia, è bene che insomma, uno acceda a un prodotto senza glutine e forse insomma, è anche bene che anche in questo settore lavoriamo. Sì, senza entrare insomma, nel tema proprio della religione, insomma l'attenzione dal punto di vista alla salute dell'anima e alla salute anche del corpo vanno di pari passo. Certo. Allora, ultima pausa di pubblicità e poi andiamo di nuovo ad approfondire la tematica delle patologie del pancreas. A tra poco.
Ben ritrovati in studio, ancora in diretta, ultima parte insieme di Ore 13. Vedo subito che c'è una telefonata, poi riprendiamo la nostra discussione. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, sono Danilo da Mogliano. Buongiorno Danilo, dica. No, io voglio sapere, io ho una cista di 7 mm nel fegato, ci sono problemi? Una cista nel fegato, abbiamo capito bene? Sì, di 7 mm. Di 7 centimetri, se ho capito bene. No, millimetri. Millimetri. Cosa possiamo dire? Allora, le cisti epatiche, per fortuna, è esattamente il contrario del pancreas. Nella stragrande maggioranza non appartengono alla famiglia dei tumori. Trovare una cisti di 7 mm nel fegato, se è una cisti semplice, è diciamo, non avere una patologia sostanzialmente. Quindi sostanzialmente è un riscontro occasionale durante un'ecografia di solito fatta per altri motivi, magari per dolori eccetera, ed è un riscontro molto frequente e privo di un reale risvolto patologico. Quindi insomma si può sul fegato non è la insomma. stessa diciamo, importanza invece che abbiamo nel pancreas. Grazie Danilo. Allora, andiamo a parlare delle pancreatiti, dottore, perché insomma tra le patologie che possono riguardare il pancreas c'è anche questa. Certo. Ce ne parla un po'? Come si le sviluppa? pancreatiti in realtà sono frequenti causa di ricovero. La maggior parte delle pancreatiti sono causati dai calcoli delle vie biliari e in questo caso molto spesso il paziente durante lo stesso ricovero trova una soluzione o perché asportano il calcolo o la cistifelle e quindi si risolvono così. Purtroppo una parte è legata alle abitudini del paziente, fumo e alcol, e quindi diciamo hanno un'evoluzione che porta alla formazione di un processo infiammatorio che ha bisogno di un trattamento medico, una sorveglianza, e quindi diciamo questi tipi di patologie croniche che non sono risolte nell'immediata è bene che in qualche modo vengano seguiti, quindi ci rivolgiamo anche ai medici degli ospedali che a un certo punto trovano incidentalmente una causa così nei loro pazienti che hanno ricoverati di farli seguire, perché sono malattie che hanno spesso un'evoluzione verso un'insufficienza pancreatica e quindi sviluppano anche diciamo, deficit enzimatici importanti, quindi mal digestione e nelle forme più evolute anche diabete. Quindi è bene che non ci accorgiamo quando il paziente diventa diabetico perché ha una pancreatite cronica evolutissima e quindi arrivare a una diagnosi prima. Precoce. Poi poco fa lei invece nominava i tumori cistici del pancreas. Certo. Allora, il termine tumore fa sempre paura. Allora tumore vuol dire tumefazione, quindi vuol dire tutto e niente, però è bene, al contrario diciamo, di quello che ha detto il telespettatore prima sul fegato, qui differenziare. Qui una buona metà o meno di questi tumori cistici sono tumori cistici che noi tecnicamente chiamiamo mucinosi. Questi tumori appartengono a tutti gli effetti alla famiglia dei tumori e sono tumori benigni che nel loro decorso possono avere in una percentuale non irrilevante, anche il 10-20%, un'evoluzione e in questa evoluzione diventare dei veri e propri tumori, cioè il cancro. Insomma. Quindi è bene che ci sia una diciamo, disamina da parte di uno specialista. Cioè questi tumori hanno degli aspetti particolari alla TAC, specialmente alla risonanza, e quindi in prima istanza vanno differenziati quelli che non avranno nessuna evoluzione, quindi i pazienti non devono fare dei controlli che a quel punto diventano inappropriati e intasano i nostri servizi, mentre quegli altri hanno bisogno dei controlli periodici, naturalmente con un percorso e una tempistica che lo specialista sa in base al tipo di lesione che si trova davanti. Ma questi è importante poi che non si perdano, perché molto spesso si tendono a seguire subito e poi a dimenticarselo. Quindi vogliamo dare dignità e rilevanza a questa patologia che ha tutta una sua percentuale, perché colpire il 10-15% delle persone sopra i 60 anni vuol dire avere grandi numeri, tant'è che noi arriviamo a 900.000 pazienti che seguiamo per questa patologia. Vorremmo in questo momento che a questi pazienti venisse data una dignità come altre malattie per cui seguiamo, perché dietro l'angolo ci sono patologie veramente importanti.
Questi tumori cistici del pancreas hanno una sintomatologia specifica che il paziente riferisce oppure Quando no, la sono sintomatologia silenti? ci fosse non è un buon segno in linea di massima. Sono per fortuna nella maggior parte dei casi scoperti casualmente. Il paziente va per altri motivi a fare un'ecografia e trovano queste lesioni cistiche che poi vengono studiate meglio con una TAC e una risonanza magnetica. Quindi si tratta nel 99% dei casi di cisti asintomatiche. E lo scopo è quello quindi di distinguere in anticipo quale devi seguire e quale no, ed è possibile. Una volta arrivato alla diagnosi, come si procede? Una volta che arriva alla diagnosi, se è una cisti che ha un potenziale evolutivo va seguito. Quando la cisti cresce troppo rapidamente o si formano all'interno dei noduli, a questo punto si possono fare delle biopsie e se vi è la conferma poi il paziente va preventivamente anche all'intervento chirurgico. Ecco, questa è una delle patologie che vengono trattate nell'ambulatorio dedicato, che è stato da poco attivato, in cui la multidisciplinarietà insomma è molto importante. In questo team fanno parte non solo il gastroenterologo, ma anche il chirurgo e il radiologo, che insieme uniscono le loro forze per essere più performanti, perché mi capisce dire questa ciste è una ciste semplice, sierosa, quindi non ha bisogno di nessun controllo e dire al paziente stai tranquillo, non ripetere gli esami, è una ripetizione, è un discorso di grande responsabilità che va preso da professionalità non solo di alto livello ma anche diciamo multiple, quindi attraverso specialisti che concordano sulla diagnosi e quindi quando 3 persone dicono che la diagnosi è quella è molto più probabile quando non lo sia uno solo e quindi ci concentriamo gli sforzi e anche le risorse perché si tratta di esami costosi, TAC e risonanze magnetiche. Certamente. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Stefano Benvenuti, primario dell'unità di operativa complessa di gastroenterologia all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, di essere stato con me a ore 13. Grazie dottore. Grazie a voi per lo spazio che mi avete concesso. Grazie anche ai nostri telespettatori di averci seguito e di averci fatto tante domande. Grazie, vi do appuntamento alla prossima puntata di ore 13. Arrivederci.